Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi, in onore del concludersi del 2018 e per accogliere al meglio il 2019, vi voglio parlare degli spiriti dell'anno. Dovete sapere che tutto quello che ha un inizio e una fine, per quanto riguarda la Kabbalah e la sapienza della Kabbalah, è considerato insomma un essere vivente a tutti gli effetti. E la stessa cosa si può dire appunto per gli anni. Dunque l'anno che ha inizio il 1° gennaio e conclusione il 31 dicembre è di per sé governato da uno spirito che è lo spirito di quell'anno. Appunto ci avviciniamo al momento dei saluti dello spirito del 2018 e ci prepariamo ad accogliere lo spirito del 2019. Noi dunque, consapevoli del fatto che sono entità viventi e che hanno registrato tutto quello che è stato compiuto durante questo anno, e, perciò sia il 2018 che gli anni precedenti chiaramente, e la stessa cosa avverrà per il 2019, allora noi diciamo che ci prepariamo, ci predisponiamo sia a livello spirituale che mentale, ma anche con un'azione molto semplice, a concludere in modo consapevole questo anno, questa energia dell'anno che ci ha accompagnati. Come dicevo, ciascuno di noi durante quest'anno ha ricevuto dei doni, delle prove e ha potuto manifestare degli aspetti di sé che in chiave di correzione, se osservati, ci hanno dato delle grandi occasioni per evolvere sotto il profilo spirituale. Pertanto noi semplicemente ci metteremo in connessione con lo spirito dell'anno. È molto utile compiere questa operazione proprio nella giornata di oggi, poiché è l'ultimo giorno in cui lo spirito del 2018 avrà influenza in modo attiva su di noi. È pur vero che la memoria di quello che abbiamo fatto all'interno dell'anno resta viva, perpetua, è, è sempre dinamica, non è un'energia morta, per quanto possa poi appartenere al passato, poiché in effetti è soltanto un'illusione quella del tempo, in realtà tutti i tempi sono presenti contemporaneamente. Pertanto faremo molto semplicemente un esercizio di raccoglimento proprio per rielaborare quello che è stato il nostro anno, parlando con l'entità dell'anno, con lo spirito del 2018, ringraziandolo anche per i momenti duri durante il quale comunque ci è stato accanto, insieme a quelle che sono altre entità che seguono il nostro progresso. Non da meno il 2018, lo spirito del 2018 ha servito al meglio i progetti della Keter per noi, fornendoci i tempi giusti per la realizzazione delle cose che erano previste proprio per la nostra evoluzione. Appunto faremo pertanto un riepilogo mentale, come se dialogassimo con un amico che nonostante possa averci sottoposto momenti duri, giornate dure, date difficili, ci ha sottoposto altresì giornate belle, piacevoli, con le persone che amiamo, o momenti di grandissima riflessione, momenti di prova che però ci hanno fatto comprendere l'importanza di alcune cose, ma anche di alcune relazioni, di alcune dinamiche, di alcuni ruoli. Perciò gli parleremo come si parla ad un amico, ringraziandolo per tutto, anche per le lacrime che possiamo aver versato durante quest'anno. Lo ringraziamo perché tutto quello che è stato compiuto in questo anno è stato accuratamente registrato e verrà consegnato ai signori del karma. Pertanto gli chiederemo un'intercessione e comunque questa consapevolezza che è appunto condiviso in questo momento, cioè il sapere
che lo spirito dell'anno è incaricato alla consegna, insomma, di quello che è il rendiconto delle nostre azioni, ci farà riflettere su quello che saranno i nostri comportamenti nel 2019. È chiaro che chi è su un percorso di correzione, chi è su un sentiero cabalistico, magico, ma io per cabalistico e magico intendo veramente quando l'essere umano apporta una correzione interiore e fa innanzitutto la più grande magia la fa dentro se stesso. E, dicevo appunto, questo ci aiuterà a tenere d'occhio quelli che sono poi i nostri comportamenti in futuro. E nell'equilibrio appunto di quello che sono tutti i procedimenti di evoluzione, è chiaro che essere consapevoli che anche lo spirito del 2019 sarà lì e farà esattamente quello che gli è stato comandato dalla Keter, e eseguirà esattamente le tempistiche divine, e qualsiasi cosa ci porterà come in termini di esperienze, di occasioni, saranno necessariamente eseguite alla perfezione secondo gli ordini che avrà ricevuto, questo nostro atteggiamento appunto di rispetto non sarà altro che un'ennesima evoluzione che noi apporteremo alla nostra persona. Ma come accogliamo l'anno nuovo? L'anno nuovo si può accogliere con un rituale molto molto semplice che prevede l'utilizzo di una candela rossa, di un foglietto di carta bianca nuovo, mai utilizzato, e una penna nera. Penna nera intendo una penna a inchiostro, una biro a inchiostro nero. Noi potremmo fare molto semplicemente, mentre siamo appunto in tema di bilanci, dopo aver ringraziato e congedato il 2018, avergli detto che lo ringraziamo appunto per le occasioni che ci ha fornito, dopo avergli chiesto di ricordarsi di noi come noi ci ricorderemo di lui, noi accoglieremo il 2019 ringraziandolo per la nuova energia che entra, che sicuramente sarà un'energia che appunto essendo nuova all'inizio sarà un'energia molto più amplificata, e il senso della candela rossa è proprio quello di ricordarci e riagganciarci all'elemento fuoco, proprio perché l'elemento fuoco è il primo a discendere dalla cascia, cioè dall'etere, dall'energia prima, il quinto elemento, diciamo così, e, ed è l'energia degli inizi, delle nuove intraprese, delle azioni coraggiose, di tutto ciò che ha un principio. E forse questo, direi, il motivo per cui si usa tradizionalmente indossare capi di abbigliamento rossi per il giorno di Capodanno, per la notte della vigilia, proprio perché ci si fa l'augurio, diciamo così, di nuovi inizi più entusiasmanti, dove noi appunto riponiamo le nostre aspettative e in un certo senso ci auguriamo appunto che i nostri progetti si possano realizzare. Diamo una mano dunque a livello esoterico con l'utilizzo di simboli esteriori, quali la candela rossa, come ho detto, il biglietto su cui andremo a scrivere, diciamo almeno 3 obiettivi che ci poniamo di realizzare all'interno del 2019, e scritti in modo semplice, e scritti anche in modo che siano al tempo positivo, cioè al tempo indicativo, utilizzando parole al positivo, come per esempio possiamo augurarci di concludere in modo vittorioso un processo, una causa, oppure di ottenere il lavoro dei nostri sogni, specificando anche quale, o ancora di incontrare la persona più giusta per noi, senza mai stare lì ad indicare nomi o cose del genere, perché noi dobbiamo confidare nella saggezza più grande della nostra, che sa qual è la cosa migliore per noi. Tante volte ci fissiamo
su obiettivi che poi non sono veramente le cose più giuste e che poi scopriamo soltanto nel tempo, appunto, che non lo erano. Perciò accenderemo questa candela. Vi chiarisco anche questo, potremmo fare lo stesso, questo rituale, anche se non dovessimo riuscire nel giorno 1, possiamo ancora farlo il 2 o il 3, insomma, nei primissimi giorni dell'anno, poiché appunto l'energia di spinta dello spirito del 2019 sarà grandissima comunque. Allora scriveremo i nostri intenti su questo foglietto, accenderemo la candela, se abbiamo degli aromi possiamo bruciarli sull'incensiere ed è un'offerta che noi facciamo allo spirito del 2019 e mediteremo su quello che sono i nostri obiettivi, cercando di dargli un'energia psichica, immaginando la realizzazione di questi obiettivi, cioè noi ad obiettivi realizzati, come ci sentiamo, come viviamo con i nostri obiettivi realizzati, e poi leggeremo o 3 o 7 volte ad alta voce gli intenti che abbiamo scritto, che poi bruceremo appunto alla fiamma della nostra candela. Alla fine lasceremo bruciare completamente e consumare completamente la candela. Per quello che riguarda le ceneri del foglietto, le disperderemo nell'aria, così come l'intento è salito per il tramite del fuoco nei piani spirituali. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi faccio i miei migliori auguri perché questo anno sia sempre, secondo la volontà della Keter, un anno straordinario, dove possiate seminare, soprattutto adesso che è inverno e si comincia la semina. Preparate dunque il terreno, questo è un modo per prepararlo, insomma, aprendoci e predisponendoci a quello che è una progettualità per l'anno, ma in modo consapevole. Pertanto vi invito a riflettere su obiettivi perseguibili, ma obiettivi veri, che veramente siano per il vostro bene, proprio perché non dobbiamo sprecare energie psichiche o disturbare i piani astrali per cose futili. E ciascuno di voi saprà cosa è futile e cosa gli serve veramente, perciò non spetta a me darvi indicazioni, pensate piuttosto a qualcosa a cui tenete veramente, qualcosa che sia per il vostro massimo bene. E ora, come detto, vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi faccio gli auguri più straordinari, che possiate appunto realizzare il meglio che è previsto per voi in questo 2019 che si avvicina. Un carissimo saluto e un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.